Buongiorno, bentrovati. L'ho ricordato poco fa anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con un tweet. Da oggi il governo da lei guidato è il terzo più longevo della storia della Repubblica. Questi sono giorni ovviamente in cui ci si concentra molto sulla manovra, ne sono usciti i vari dettagli. Di questo cercheremo soprattutto di parlare questa mattina, ma ovviamente non sarà l'unico argomento con i nostri ospiti. Siamo con Stefano Patuanelli per il Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Ci sono delle parti di questa manovra che secondo lei meritano di essere salvate? Penso anzitutto al contributo alle banche che diciamo c'era il timore che potesse essere un po' simile a quello dell'anno scorso, quindi un contributo volontario che poi insomma si è ridotto in poco nulla. Questa volta insomma, sembra che ci sia maggiore incisività. Rispondo prima alla prima parte, cioè il fatto se è una manovra conservatrice, è una manovra che... Non è la domanda per me, per lui. Se possiamo concordare. Allora, se potete concordare. No, direi di no, nel senso che io ritengo invece che la crescita è proprio la parte che manca di questa manovra, ma non lo dico io. Giorgia Meloni spesso parla di governo dei record oggi, in realtà secondo me già da un po', perché il governo Craxi aveva avuto una durata effettiva minore di quanto siano stati i giorni che poi vengono attribuiti a quel governo. Questo è il terzo governo più longevo della storia della Repubblica. Ricordo che i primi due sono Berlusconi 2 e Berlusconi 4. Questo anche per smontare un po' la narrazione, sono 30 anni di sinistra, noi siamo in difficoltà perché 30 anni che governa la sinistra, i primi tre governi più longevi della storia della Repubblica sono Berlusconi 2, Berlusconi 4 e Giorgia Meloni. Se quelli di centrodestra sono più bravi a rimanerci più a lungo. No, è sicuramente un dato di merito, però non si può dire che ha sempre governato la sinistra. Chiusa questa parentesi, c'è uno dei record di questo governo che volevo segnalare in questa legge di bilancio, perché è la prima volta nella storia della Repubblica che la crescita tendenziale coincide con quella programmatica. Che cosa significa questo? Significa che la crescita tendenziale che cos'è? È la crescita che si consoliderebbe nel Paese se non ci fosse la legge di bilancio. Quella programmatica è quanto cresce il Paese visto che ci sono le misure della legge di bilancio. Questi due dati coincidono, sono 0,7 del PIL. Quindi significa che l'effetto sulla crescita della legge di bilancio è pari a zero. Ed è pari a zero perché non incide su quegli elementi che servono per creare crescita in questo Paese. Il fatto di aver abbandonato il mondo dell'impresa, perché in questa legge di bilancio ci sono briciole per le imprese, certamente non agevola la crescita del Paese. Ci sono 33 mesi di calo della produzione industriale su 36 di governo e l'effetto è la mancata crescita. Per quanto riguarda la questione delle banche, del contributo sugli extraprofitti, eccetera, io vorrò vedere il testo prima di commentarlo perché il testo ancora non c'è. Lo stanno limando quello che vedo è una riproposizione del prestito che le banche fanno allo Stato con il posticipo delle DAT, cioè della compensazione con credito d'imposta di diverse poste di bilancio, diciamo così, delle banche che per un anno in più non potranno compensare e quindi crea un gettito di circa, da quanto abbiamo capito, 2 miliardi. C'è un aumento della tassazione però. C'è un aumento di 2 punti dell'IRAP, che è l'unica cosa certa, che però vale 1,8 miliardi. E poi c'è la questione della distribuzione dei dividendi, degli utili più che dei dividendi, che era un contributo volontario perché le banche potevano incrementare e patrimonializzarci, altrimenti avrebbero pagato una tassa del 40% che adesso diventa 27,5% il primo anno, poi diventa 33% il secondo. Lì però rimane volontario. Quindi io vedo coperture che sono un po' ballerine, i 4,3 miliardi potrebbero essere facilmente 2,8 miliardi. Grazie al dono che i 5 Stelle ci hanno fatto insieme al PD, che ha scassato i conti pubblici, ormai siamo... Votato anche da Fratelli d'Italia. Di 200 miliardi del super bonus non mi risulta. Noi abbiamo fatto del super bonus. No, super bonus, che è uno strumento che si è dimostrato fallimentare, disastroso. Però siamo anche voi. Disastroso. No, non ci interrompiamo, però finiamo il discorso perché comunque noi abbiamo lavorato per evitare che le ricadute sul sistema imprenditoriale di quella misura, eravamo l'opposizione di quel provvedimento, di quel governo, potessero impattare in maniera devastante come infatti si sta realizzando. No, abbiamo detto... Vi chiedo cortesemente di non andare sul passato perché siamo comunque ormai praticamente alla quarta manovra, al terzo governo. Però se tu hai una coda di 40 miliardi anche quest'anno, non è che non possiamo considerare, visto che questa manovra Cuba 14, come per esempio, come avete, e questo ne parleremo tra poco anche con Patuanelli, l'intenzione di arrivare ad una riduzione del deficit sotto il 3, insomma di rientrare in determinati parametri. Però è una premessa che va fatta, perché
se noi avessimo anche quei 40 miliardi potremmo dare a ogni italiano... Non avreste altrettanto di PIL però, se non avesse avuto 40 miliardi. Allora, all'interno di questa manovra Bignami ha citato le agenzie di rating e io le cito le parole degli ultimi giorni del commissario Dombrovskis, che ha detto che insomma, con questo ritmo è immaginabile che l'Italia possa uscire il prossimo anno dalla procedura di infrazione. Questo ovviamente poi ci apre delle possibilità di spesa che in questo momento per ovvie ragioni non abbiamo. Quindi da questo punto di vista fa bene il governo a mantenere, come si dice in questi casi, la barra dritta. Sì, non è una manovra espansiva, però è una manovra che cerca di puntare a quell'obiettivo. La volontà del governo di uscire il prima possibile dalla procedura di infrazione è legata al fatto che altrimenti non si può chiedere la procedura SAFE, cioè SAFE, quella che consente di non contabilizzare nella parte debito gli investimenti in spese di difesa militare. Quindi, altrimenti lì sì, visti gli impegni che abbiamo assunto in sede NATO, sarebbe uno scassare i conti dello Stato, perché trovare lo 0,5 di PIL per arrivare a un aumento di 3,5 punti da qui al 2035 per spese militari sarebbe un impegno di spesa di circa 450 miliardi in 10 anni, che oggettivamente se 450 miliardi? Sì, di spese aggiuntive nell'aggregato dei 10 anni, no? Perché per l'Italia? Sì, per l'Italia. Mi sembra un po' tanto, però. No, ma sono numeri, non sono miei. No, perché il piano di von der Leyen in tutto per tutta l'Europa di 700, sì, considerati 150. Ma all'anno. Io sto facendo l'aggregato di 10 anni. Io sto facendo l'aggregato di spesa di 10 anni. E credo che sarebbe un aumento del debito che, se contabilizzato, porterebbe ovviamente a un rapporto debito-PIL fuori scala, e quindi la procedura, il togliersi dalla procedura di infrazione ha questa finalità. Io credo che bisogna trovare un equilibrio tra l'esigenza di non scassare i conti dello Stato, e da questo punto di vista Giorgetti sicuramente ha fatto un lavoro positivo, però non si è accompagnato invece con misure espansive che consentano sì la crescita, ma che consentano anche in qualche modo di tenere sotto controllo i rapporti deficit-PIL e debito-PIL dello Stato. Io mi scuso col Presidente Bignami, perché non sono tipo da interrompere sostanzialmente mai, perché mi agito un po' quando si parla di superbonus, perché si parla soltanto della parte spesa, che è vero, è stata una spesa ingente, ma qual è la crescita che ha consentito a questo Paese di tornare ai livelli debito-PIL pre-pandemia in 3 anni? Quella cosa non va mai valutata. Cioè, negli anni dal 2020 al 2023 si è abbassato di 22 punti il rapporto debito-PIL. Perché? Perché oltre ad avere una grande spesa si è avuta una grande crescita. E credo che ci siano tante misure, come il tema transizione 4.0, che certo sono un impegno economico se guardo soltanto il costo, ma che producono innovazione, produttività, competitività per le imprese, e quindi producono crescita. E credo che sia una misura anticiclica che va messa in campo con un minimo di coraggio. Quello che manca a questo governo sul fronte soprattutto imprese è un po' di coraggio. Io capisco Giorgetti che va a Cernobbio, no, dal Forum Ambrosetti, e prende le pacche sulle spalle da tutti, ed è gradevole, ho fatto il ministro anch'io, è bello quando tutti ti dicono bravo, stai tenendo in ordine i conti dello Stato. Sì, però le famiglie non mangiano col rating, mangiano con la busta paga. Allora, Patuanelli, sul fronte diciamo salari e sanità, che sono le vostre battaglie comuni a livello di opposizione, sul fronte salari abbiamo la detassazione straordinaria, gli interventi sull'IRPEF e così via. Voi continuate a insistere sul fatto che questa non sia la soluzione, il salario minimo non sarebbe. Le chiedo, alla luce anche delle ovvie restrizioni sui conti che ci sono proprio per raggiungere questo obiettivo, in caso voi foste al governo, con quali risorse? Beh, intanto il salario minimo, come posso dire, è in capo ai datori di lavoro. Però lei ha appena detto dobbiamo aiutare le imprese. No, se mi chiede del salario minimo quali risorse, il salario minimo non è una questione di risorse, è una questione di norme ordinatorie, quindi non hanno bisogno di copertura. Il salario minimo va accompagnato ovviamente da una riforma delle leggi sulla rappresentanza e su una riforma dei contratti collettivi. È chiaro che serve perché è il modo per garantire che nessun lavoratore possa, lavorando, stare al di sotto della soglia di povertà assoluta. Noi oggi abbiamo 5,7 milioni di persone, tra cui, se non ricordo male, circa 1.300.000 o 400.000 minori, che vivono al di sotto della soglia di povertà assoluta.
Io credo che sui salari sia previsto molto poco in questa legge di bilancio. È previsto il taglio di 2 punti della seconda aliquota IRPEF, per quelli che guadagnano da 28 a 50 mila euro, che significa un beneficio massimo di 440 euro all'anno per il ceto medio, che dovrebbe essere il motore dei consumi, e mi sembra una misura oggettivamente inadeguata. Avremmo preferito agire su una no tax area che si può trascinare poi sugli effetti fino ai redditi anche sopra i 70.000 euro. Questo avrebbe avuto un costo maggiore? Probabilmente sì, ma a mio avviso, avendo 18,7 miliardi circa a disposizione, si potevano scegliere 2 cose: un vero taglio di IRPEF per il ceto medio e un vero sostegno alle imprese. Invece, come sempre, si fanno moltissime micromisure che hanno poco senso e che non risolvono nessuno dei problemi. Sul tema della sanità io non mi iscrivo a quelli che, come posso dire, ne fanno soltanto una questione di spesa. Possiamo star qua a discutere, io dirò che c'è una diminuzione effettiva perché l'effetto combinato della maggiore inflazione col finanziamento, il rifinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale che rispetto più basso, al PIL la variazione rispetto al PIL, minima. il Presidente Bignami dirà che non è vero, che in senso assoluto stanno spendendo più di tutti, quindi non ha senso questa discussione. Il problema della sanità non è soltanto una questione di spesa, è anche una questione di come si fanno le nomine, dell'ingerenza politica sulle nomine dei direttori sanitari. Allora, se vogliamo fare una riforma vera della sanità, dobbiamo partire non soltanto dai soldi, perché non basteranno mai. Bisogna partire anche da altre questioni, da come viene gestita la sanità e da come in qualche misura negli ultimi 30 anni, quindi metto dentro tutti, si sia favorito un po' la sanità privata rispetto a quella pubblica. E credo che bisogna invece tornare a un rafforzamento della sanità pubblica per consentire a tutti di curarsi e non soltanto a chi i soldi ce li ha. Quindi non mi iscrivo a quella marea di persone che dicono che è solo una questione di soldi. Non è solo una questione di soldi. Patuanelli, in chiusura la porto più su questioni sia interne al suo partito che poi interne all'opposizione. Avevo 2 domande per lei. Partirei dal caso Appendino. Le vorrei chiedere se comunque il futuro di Chiara Appendino è ancora nei 5 Stelle, al di là del fatto che si sia dimessa come vicepresidente, perché nel vostro passato abbiamo visto, no, che il movimento nella vostra storia molto spesso era feroce nel modo di escludere le voci. Grazie a Dio tutti crescono e maturano. Il futuro di Chiara Appendino, se lei lo vorrà ovviamente, resterà sempre nel Movimento 5 Stelle, di cui lei è una figura, come posso dire, cardine, una dei primi grandi sindaci che abbiamo avuto, una persona per bene. E credo che non vedo nessun caso Appendino, ha semplicemente espresso delle considerazioni che in parte condivisibili anche secondo me rispetto ad alcuni elementi, alcuni temi, però credo che l'abbia fatto in un contesto interno dove si fanno discussioni, l'ha fatto sia nelle assemblee congiunte di gruppi che nel Consiglio nazionale, quindi non vedo nessun caso Appendino e nessun processo a Chiara Appendino. Penso che sia tutto qua, non vedo la drammatizzazione di un dibattito interno della forza politica. Cioè, io credo che sia sacrosanto che all'interno della forza politica si possa discutere, non c'è nessuna volontà di soffocare le critiche sane, giuste e magari propositive che avvengono all'interno del dibattito di una forza politica. I rilievi che muoveva l'Appendino secondo lei sono del tutto privi di fondamento? C'è una riflessione da fare sul fatto che comunque il movimento, da quando magari va in coalizione, soffre da un punto di vista elettorale? No, ma sicuramente il portare il Movimento 5 Stelle dalla prima fase in cui si definiva né di destra né di sinistra in un campo politico definito chiaramente limita il proprio consenso elettorale. Non può che essere così, perché tutta quella parte di elettori del Movimento 5 Stelle che in qualche modo dicevano di non essere né di destra né di sinistra, ma in realtà magari erano di destra, oggi non ci vota più. Quindi è chiaro che abbiamo ridotto il nostro bacino elettorale, però questo è figlio di un percorso che abbiamo fatto l'anno scorso, coinvolgendo i nostri iscritti, facendo scrivere a loro le regole del nostro statuto, e la definizione dei progressisti indipendenti è nata in quel contesto, e noi cerchiamo proprio in quel campo di avere una nostra voce forte e chiara. In Toscana abbiamo fatto sottoscrivere, tra virgolette, un contratto di governo a Gianni con 23 punti che sono figli della nostra idea della Toscana, e quindi penso che la nostra postura, come dice Chiara Appendino, all'interno della coalizione sia quella giusta. Dopodiché uno guarda i risultati, certo abbiamo avuto una percentuale magari
meno ampia di quello che potevamo aspettarci, però abbiamo 2 consiglieri regionali, probabilmente saremo presenti in giunta e potremo incidere sulle politiche della Toscana, cosa che se ci fossimo presentati da soli magari avremmo fatto un punto e mezzo in più, e non è neanche certo che sarebbe andata così, ma non avremmo potuto incidere poi nel governo della regione. Prima di andare a chiedere anche su quest'ultima cosa invece che le chiederò a Bignami, volevo un suo commento rapido sulle parole di Schlein. È possibile immaginare che ci sia qualche legame tra l'attentato a Ranucci, che qui condanniamo tutti ovviamente, e il governo? Lo sta chiedendo a me? Sì. No, io per l'amor di Dio non credo che ci sia. Certamente l'attenzione con cui la maggioranza ha dato a Ranucci, voglio dire, se da un lato la maggioranza per 3 mesi dice alla sinistra che è colpa nostra le piazze, è colpa nostra l'omicidio di Kirk negli Stati Uniti, eccetera, perché abbiamo creato questo clima di bersaglio, su Ranucci oggettivamente è la prima volta che un partito intero denuncia un giornalista. Allora, dico questo al collega Bignami, che stimo anche per la sua postura moderata: ritirate quella denuncia come primo gesto verso Ranucci, perché credo che pensare che un giornalista rischi la vita perché fa delle inchieste, guardate, Report ha fatto inchieste scomode anche sul mio conto, caso Onorato e caso della PAC, non mi sono mai sognato né di denunciarlo né di dire che è di parte, eccetera. Però non mi rubi le domande, Pattonelli, sennò poi allora io non ho voluto parlare della vicenda Appendino non per caso, ma ci mancherebbe, non glielo chiedo perché ognuno parla del proprio partito su questo. Insomma, noi siamo abbastanza sereni, direi. Insomma, magari le chiedo il massimo della Lega, però abbiamo già ampiamente affrontato anche con Donzelli la settimana scorsa. Quelle degli altri magari non sempre. No, ma si figuri, ma noi, come sa, qui chiediamo a tutti di tutte le loro questioni interne. Hanno pubblicato anche le nostre chat, se ci fosse stato qualcosa sarebbe meglio. Grazie, ovviamente.